Scarpette da calcio lungo la scalinata del Duomo a rappresentare un cammino, la corsa, la passione per lo sport che Roberto Fornaro da sempre trasmetteva ai giovani di Castelgomberto. Conosciuto in tutta la Valle del Lagno, barbiere in un negozio del centro, il maratoneta 55enne, vittima di un malore fatale durante una gara podistica in Sicilia, appassionato di corse di fondo, figura trainante per tanti atleti, oggi è stato salutato da una folla commossa. Tra magliette, associazioni del territorio, sciarpe bianco-rosse, tanti gli amici arrivati qui per l'ultimo abbraccio. E noi siamo il gruppo Castel Trail Gomberto che è stato voluto fortemente da Roberto, è un gruppo di ragazzi che non sapevano neanche cos'era la corsa e che lui con grande volontà e sacrificio ci ha portato a fare tanta strada e soprattutto ci ha insegnato tantissimo. Era fortissimo, faceva lunghissime distanze, anzi ci incitava a noi di venire assieme, ma lui anche se non andavamo lui andava lo stesso, era veramente un grande atleta e un grande amico anche soprattutto. Era sicuramente un punto di riferimento per tutti noi, era una persona speciale e le scarpe significano la strada che ha percorso lui con noi per Castelgomberto, per tutti quanti per i bambini che io rappresento e con tutti i ragazzi con cui ha corso. Se n'è andato così, correndo, perché, ha ricordato il parroco, ogni corsa è un nuovo inizio ed è così che lo hanno voluto salutare con un corale e partecipato Ciao Mister.